Verrocchi sul lato corto prova ad entrare in area di rigore. Verrocchi lotta con un paio di avversari e poi conclude. Russo tiene lì il pallone, prima grande occasione per il Grifone. Ancora un lancio verticale, letto ancora però il pallone del numero 6. Dall'altra parte attenzione alla giocata di Gagliardi che va all'interno. Gagliardi passa in area, Gagliardi Russo! Al 26esimo del primo tempo l'occasione più grande per il Grifone con Gagliardi che riceve ancora al limite, prova ad andare col destro, pallone leggermente alto, intervento mancato da parte di Sacco. Verrocchi in area di rigore sul lato corto, esce su di lui Nocera, Verrocchi prova a passare, buono il dribbling, Verrocchi dentro da Lorenzetti, passa in vantaggio il Grifone al 41esimo minuto, l'appoggio facile di Stefano Lorenzetti, 1-0. L'avevamo detto, Adriano, l'avevamo detto che il tecnico del rossoblu l'ha messo in campo proprio per trovare una soluzione, ma qua che grande lavoro di Verrocchi, dobbiamo dirlo. 4 giocatori in barriera per De Luca, parte Occulto con il destro, Occulto! Bella traiettoria, pallone che dà l'illusione del gol a centimetri dal pareggio. Lo Stiamare respinge ancora Di Vita, Tommaso Rossi per un attimo, Di Vita mette ancora il traversone dentro, Milanesi, pallone che rimbalza in area, Russo lo controlla, poi Milanesi prova a spostarlo sul mancino, tocca dall'altra parte per Di Michele che prova a concludere, respinto, calcio d'angolo, pallone che spiove, Di Michele saltato dalla traiettoria, poi Occulto prova a girarla verso la porta, De Luca protegge l'uscita della sfera e fischia 3 volte Rossi, vince il Grifone. Per la prima volta il Grifone si aggiudica il titolo dell'Under 14 Elite, terzo titolo regionale consecutivo dopo quello in Under 15 e quello in Under 17.